Bene, eccoci insieme anche oggi. Raccontiamo in questa puntata una storia che, ahimè, sembra passata, perché parliamo dei problemi del trasporto pubblico. Qualche giorno fa il Corriere della Sera ha riportato un articolo raccontando la storia di un giovane imprenditore, Gabriele Saia, che ha creato una start-up stile Uber per mettere in rete 4.000 autobus in tutta Italia che potrebbero agevolare il trasporto pubblico locale. Ha scritto a 735 comuni italiani e le risposte che ha avuto sono state zero. Scrive sempre il Corriere della Sera: a tutt'oggi almeno 180 dei 300 milioni di euro stanziati dal governo per affittare gli autobus privati a sostegno del trasporto pubblico sono rimasti dormienti. Eppure alcune città metropolitane, tra cui ad esempio anche quella di Venezia, ne avrebbero davvero bisogno, soprattutto le grandi città, ma non solo. Qui si parla di Roma, Milano, Torino, Mestre, Genova. Di tutto questo parliamo con Roberta Marcon, che è la vicepresidente dei bus operator di Confartigianato Imprese del Veneto. La forza del settore nella nostra regione segna 3.062 autobus e 340 imprese. Abbiamo citato Venezia e Mestre come esempio di due città che avrebbero bisogno sicuramente di un rinforzo nel trasporto pubblico locale. Cos'è che non ha funzionato a questo punto, visto che in particolare le scuole ormai adottano l'insegnamento a distanza? A nostro avviso la cosa principale che non è funzionata è stata la mancanza di collaborazione e di organizzazione in tempi diciamo adeguati prima dell'avvio dell'anno scolastico. Lo dimostra il fatto che solo il 7 di settembre gli operatori dei trasporti privati e le aziende di trasporto pubblico locale sono venuti a conoscenza dell'effettiva capacità dei posti a sedere che potevano, diciamo, utilizzare negli autobus per il trasporto pubblico locale. Quindi ad una settimana dall'inizio delle scuole. Ad una settimana. Indicando l'80% della capienza, esatto, quando peraltro il Comitato Tecnico Scientifico invece indicava il 50%. Certamente. In una settimana all'inizio dell'anno scolastico diciamo che le aziende di trasporto pubblico hanno cercato di organizzarsi al meglio per poter garantire i servizi, tenendo conto anche delle esigenze di vari istituti superiori e quindi anche della possibilità di ingressi scaglionati a scuola. E c'è da dire che nel caso della Regione Veneto sono stati anche interpellate le aziende di trasporto private. Io ne sono l'esempio lampante, perché in provincia di Treviso con la MOM già a fine agosto era iniziato un rapporto di collaborazione. La MOM sarebbe la società di l'azienda di trasporto pubblico locale che opera nella provincia di Treviso, proprio in virtù dell'inizio dell'anno scolastico, e quindi c'è stato un tentativo da parte di tutti di poter organizzare il servizio meglio. Certo che se questo progetto fosse partito nel mese di agosto, come era stato caldamente richiesto sia dalle aziende di trasporto pubblico che privato e anche dalle scuole e dai dirigenti stessi, si sarebbe potuto organizzare un trasporto sicuramente diverso e anche magari più sicuro in termini di distanziamento sociale. Ecco perché, oltre a diminuire evidentemente l'affollamento sugli autobus urbani, il vostro tipo di autobus, che è il classico autobus da gita, insomma, quindi esatto, da viaggio turistico, garantirebbe la possibilità di avere solo posti seduti e quindi maggiormente controllabili. Sì, infatti la differenza sostanziale tra i nostri autobus e gli autobus che vengono utilizzati dalle aziende di trasporto pubblico è che noi possiamo solo far salire e sedere le persone, quindi non possiamo far salire persone e trasportarle in piedi. Pertanto abbiamo una garanzia maggiore sul numero effettivo delle persone che salgono nel pullman, e peraltro sono tra l'altro tutti seduti nello stesso senso di marcia. Invece negli autobus urbani che normalmente si vedono circolare nei centri abitati delle città, la gran parte delle persone salgono e stanno in piedi, e quindi è chiaro che è molto più difficile mantenere il distanziamento sociale e soprattutto
controllare il numero dei passeggeri che salgono a bordo dei veicoli. Ecco, ma voi vi candidereste a supplire al servizio di scuola bus o in genere al servizio di trasporto pubblico locale, trasporto urbano? Perché mi viene da chiedere come fate però a gestire la biglietteria, ad esempio, e gli abbonamenti. Allora, al momento, infatti, a noi nei servizi che abbiamo svolto fino a ieri, perché purtroppo a seguito del Certo. DPCM del 24 ottobre le scuole superiori sono state, fra virgolette, in parte chiuse, quindi è stata imposta la didattica a distanza per il 75%, quindi tutti quei veicoli che fino dal 14 di settembre ad oggi venivano impiegati per il supporto, da oggi 29 ottobre sono a casa fermi. E noi abbiamo diciamo, su indicazione appunto delle aziende di trasporto pubblico locale utilizzato questi veicoli solo per sopperire alle corse scolastiche, e quindi è in quelle corse dove sappiamo esserci il maggiore afflusso di persone che salgono a bordo. In questo caso, scuolabus. esatto, in questo caso l'utilizzo viene effettuato solo ed esclusivamente da abbonati, e quindi per noi è anche più semplice un eventuale controllo. È chiaro che se ci fosse la necessità di diciamo, utilizzare i nostri veicoli anche per i trasporti urbani e anche in orari o percorrenze diverse rispetto alle corse scolastiche, ci adopereremo sicuramente anche per la biglietteria, e quindi per noi non sarebbe assolutamente un problema. Mi rifaccio a questo articolo del Corriere della Sera. Almeno 180 dei 300 milioni di euro stanziati dal governo per affittare gli autobus privati sono rimasti dormienti. Quindi non è un problema di risorse, è un problema di burocrazia? Credo proprio di sì, perché di questo ce ne siamo resi conto anche noi personalmente, quando ai primi di settembre pareva che la mancata richiesta dell'utilizzo di autobus privati fosse dovuto a effettivamente una mancanza di fondi. Invece col passare del tempo ci siamo accorti che sia la Regione Veneto che lo Stato aveva stanziato appunto dei fondi appositamente per l'istituzione di corse supplementari, quindi non riusciamo a capire per quale motivo non vengano effettivamente utilizzati, quindi crediamo che il problema sia un problema effettivamente burocratico o di difficoltà effettiva da parte delle aziende o dei comuni o addirittura delle città metropolitane verso i quali sono stati stanziati di accedere effettivamente a questi fondi. E a proposito di cose che dovrebbero funzionare ma non funzionano, il vostro settore ha ricevuto ristori da parte dello Stato? No, il nostro settore al momento sembra dimenticato completamente. A livello di categoria, e quindi parlo di noleggio autobus con conducente, noi abbiamo beneficiato esclusivamente della cassa integrazione per i nostri dipendenti, e da alcuni di noi, solo una parte di noi, ha ricevuto attualmente il contributo a fondo perduto relativo al mancato guadagno del mese di aprile. Altri fondi al momento non sono pervenuti. Sappiamo che diciamo, era previsto nel decreto rilancio un fondo a ristoro del mancato guadagno delle aziende per quanto riguarda il trasporto scolastico. In merito a questo doveva pronunciarsi il Ministero dei Trasporti entro il 18 di settembre. Alla data odierna ancora il Ministero non ha dato disposizioni ai comuni sull'erogazione di tale fondo, né tantomeno su come accedere a tale fondo. Quindi oltre a non avere ricevuto fondi, neanche quei pochi che dovrebbero essere stati stanziati ci vengono erogati. E oltre al danno abbiamo subito un ulteriore danno, perché anche nell'ultimo decreto di questa settimana viene istituito un fondo perduto per le attività che vengono effettivamente bloccate, quali ristoranti, bar o piscine, e tra quelle elencate c'è anche quella del noleggio autovetture con conducente, e quindi ancora una volta il mondo del noleggio pullman privato rimane escluso da qualsiasi tipo di contributo oppure di sostegno che potrebbe essere dato alle nostre aziende.
Questo a me dispiace molto e devo segnalarlo, perché in tutti questi mesi purtroppo si è sempre evidenziato, ed è vero, che il problema fondamentale di questa pandemia è stata ovviamente un grosso colpo per il settore turistico, e ci tengo a precisare che le nostre attività fanno parte di quel mondo, perché quando si parla di crisi del turismo si sente sempre parlare di alberghi, di ristoranti, di stagionali, nel caso estivo del mare, però nessuno si rende mai conto che effettivamente le persone al mare o in montagna, adesso nella stagione invernale, ci vanno con gli autobus, e noi quindi... Tra l'altro in anni recenti aveva avuto anche una forte crescita il turismo. Esatto, su autobus, esatto, su pullman. Esatto. Adesso poi ovviamente c'è una limitata circolazione delle persone, perché è sempre più evidente anche nei giornali o nella stampa, ovviamente si consiglia chiaramente di stare il più possibile a casa, e quindi lo spostamento delle persone sia con l'autobus o anche per ragioni turistiche diciamo è venuto meno, è azzerato completamente. Avevamo qualche spiraglio nella stagione invernale con per esempio gli impianti di risalita, per portare quello che si fa normalmente, la stagione bianca, e adesso è stato vanificato anche questo, quindi è molto grave. Grazie a Roberta Marcon, vicepresidente dei Bus Operator di Confartigianato Imprese del Veneto. Non si può che concludere dicendo speriamo bene, la situazione altro non permette. Grazie Buon lavoro mille. comunque. Grazie mille. Grazie, a voi, alla prossima.